percorrendo la superstrada pedemontana veneta, il tratto che porta fino a Piovene Rocchette. È una superstrada fantastica. Guardate la finitura di questa strada, quasi tutta in trincea, con i pannelli fonoassorbenti che sono anche delimitati per evitare l'impatto agli uccelli, e quindi ci sono disegnati degli uccellini. Le caratteristiche di questa superstrada, che sono penso una delle migliori opere d'Italia, perché è una finitura unica. Io credo che la gente inizierà a percorrerla, a prenderla, quando si accorgerà del grande vantaggio nel risparmio del tempo, del denaro, per andare magari a Milano, a Vicenza, a Verona. È una cosa unica. Quando sarà completata anche la viabilità che da Pordenone, dal Friuli, dall'Austria scende, uno che deve andare a Milano non va più per Venezia, ma rimane nella pedemontana. A parte che è bellissima la pedemontana, anche dal punto di vista turistico, quindi da Ragogna in Friuli fino a Montecchio abbiamo un unicum bellissimo che è la civiltà pedemontana. Io ho intervistato tanti sindaci sulla civiltà pedemontana. Sta rinascendo questa civiltà dei colli, del prosecco, del vino, del turismo, delle città limitrofe alle nostre Dolomiti, che è una cosa bellissima da vedere. Io adesso vi faccio vedere ancora la qualità di questo tratto, perché merita veramente. Guardate la qualità dell'asfalto, che è liscio, proprio bellissimo. Guardate come sono curati i ponti, i sottopassi. Sembra di essere non in Italia, sembra di essere in Austria, nella Mitteleuropa, in posti veramente curati. Mi piacciono anche tanto i colori scelti, questo crema. Noi siamo per servizi oggi, quindi stiamo lavorando per farvi vedere queste importanti strutture di un Veneto che sta modernizzandosi giorno dopo giorno, quindi è peccato vedere che non è frequentata, perché siamo ancora in zona arancione. Fra poco il Veneto arriverà a zona gialla, perché siamo stati bravi, i contagi stanno diminuendo, quindi siamo gialli fra poco. Siamo ancora arancioni. Noi seguiamo tutta l'impostazione del protocollo Covid per poterci muovere come lavoro. Ecco, fra poco usciamo, vedete, Valdastico, stiamo uscendo per 800 metri dalla pedemontana. Sta andando molto bene tutto, stiamo testando. Questo significa lavorare con professionalità, competenza. E guardate, ho capito anche perché i costi sono lievitati. Se i vari sindaci, i comitati, la gente chiedevano migliorie continue, vediamo il telepass come funziona. Siamo usciti dalla superstrada pedemontana veneta, funziona tutto. per 15 km. Fra poco ci sarà l'inaugurazione fino a Montebelluna, vi rendete conto? In barba ai detrattori, a quelli che l'hanno sputtanata, ne hanno detto di tutti i colori. Andiamo avanti, perché fra poco, fra qualche settimana, siamo già a Montebelluna, vi rendete conto? Complimenti. Cosa pensi della superstrada pedemontana veneta? Guarda che bei colori, Elisabetta.
all'avanguardia, vero? È veramente curata, curata.